Che gli ha sbiancato. A 10. Va bene così. Francesca, ne vuoi un pezzo? Te lo dirò in computer leso, lo stomaco in 37. Ah, bel per parti. Non me la ritorno. Voi giovani. Mette poco la tabù. Troppo vicino, non cruda. Più cruda. Mamma. Ti piace più cruda? Sì, sì. Allora se così non paghiamo e la prossima volta imparano. Pesce costo, carne cruda. Buono. Sto vedendo lo scontato. Io me li sto pigliando un po' Il matrimonio come quando le doveva fare Di tutto ha combinato, in chiesa però. Si è presa per manina con l'altro bambino che erano in due e non facevano passare gli sposi. Dovevano passare loro. Loro fermi in chiesa. C'era tutti i bambini che dovevano passare il Mario. si è fermata al centro di corridoio e si è sbagliucchiata la sposa. Ma se li vedi che no, lo sposo in miniatura, lei aveva il vestito bello del bambino, aveva il vestito da sposo. Durante la passeggiata del... Se li vedevi i petali rossi erano tirati, sono venuti e ci hanno giocato. Come il nipote di Michele che non voleva dare gli anelli a... Gli anelli gliel'hanno dati. No, non glieli voleva dare. ma poi la cosa lucente è che è finita la cerimonia, no? Ha preso tutti i petali e li ha buttati in aria. Perché ha guardato il prete? Che casino! Posso signori? No, Questa sarà quella mia. Poi la sposa le aveva fatto a tutti e due i bambini, io li molto più semplice. Ma io infatti la sposa l'ho odiata quel giorno. L'avrei presa a calcio la mattina. È stato bello che al ristorante hanno chiamato due napoletani che suonavano, si la Pulcinello, hanno fatto un po' di sponsorismo. Ma se no lei era proprio... Poi noi eravamo nel tavolo degli amici. Non lo so, ha cantato poco perché canta benissimo. Poi ho avuto, mi è rimasta una cosa cantata da lui, mi piace tantissimo. Non so se una volta l'hai visto, che è venuto a tornare. Sì, sì.
Abbiamo trovato le foto. Io questo Mi piace signore simpatico. Un amore così grande, la canta Bene. stupenda. E io me lo sono dimenticato di farla la cantare. Io con questo signore ho avuto qualche problema questo matrimonio. Non al matrimonio. Era venuto quando è venuto a Salerno. Mi aveva chiesto di fargli le foto per il Ma la domenica è stata domani. perché c'è troppo. Poi veniamo sempre. Altra parte. Solo con loro noi siamo, quindi o vengono da loro. Non andiamo noi a fare. Andiamo a Cina. Domenica abbiamo visto io, Lara e Io, Laura e È bello. Un filmetto simpatico. Sì, Verdone, cioè, a me piace più, diciamo, Laura Gatti, questa attrice, e un po', diciamo, tutto il contorno. Lui non è che mi piace tanto Verdone. Anche a me piace molto come attore. Non piace, ma perché vuole mettere Alberto Sordi, però non c'è fa. Però sai, questo film è un po', insomma, un po' tocca pure a sfondo sociale, pure. Questo è bello, ci sono delle poi fa ridere Vincenzo, un amico mio diceva, al cinema diceva, pare Davide Micalazzi, ci pareva il fratello, ma sembrava Davide Micalazzi. Sì, perché era tutto un po' così, preso dalle sue, e io ti facevo. Cioè, si sporcava e faceva un po' lo fa, come Micalazzi, ci fai di Micalazzi, ma D'inverno non viene Michelazzi. allora Micalazzi lo devo trovare io ora, giorno 21. Io il biglietto l'ho fatto, se non ce l'ho bene ci vado sopra. C'è il beat a Milano, Sì, dal 18 il nostro internazionale delle strade la domenica mattina presto alle 9:05. in aereo? Sì, alle 9:05. All'Italia. 5, 10 un quarto. Io nemmeno gliel'ho detto perché ti spiego sempre che non so, l'anno scorso c'è stata Agnese, C'era anche Cristo. a Milano. Io sono andato a Riccione. A chi hai incontrato? Riccione A che Corrado hai riposava. incontrato. A Corrado. Corrado, Ah, Rimini. Ah, lo so, a Milano ci sei stato. sì, ma non l'altro anno, 2 anni fa. Ah, l'anno scorso c'era Agnese E Letizia. no, C'è anche Letizia. l'anno scorso a Milano, a Rimini, no, cioè, a Milano invece c'è stata Agnese e poi c'era Lina, la ragazza, ti ricordi la cucina di quella che invece a Rimini? E c'era pure Micalazzi. Hanno mandato fatto un Io ci voglio andare perché ho ricevuto già l'invito dalla ditta a settembre. a Milano. Perché sono iscritto. Tu sai che ci vado. E che mi fa girare un po'. Perché quando vai in queste situazioni io impazzisco. Ti spiego, ogni volta che vado alla ditta vedo tutto il lavoro da fare, tutte cose dove andare, c'è il mondo là, Zanzibar, entro là dentro e il mio cervello se ne va a male. Non riesco a... lo so, ma io ci sto male.